intanto ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto per essere stato colui che ha messo insieme la rete, che poi noi lavoriamo in rete con la scuola, con i comuni, con le forze dell'ordine, con ovviamente il mondo del volontariato. Il progetto va verso ragazzi dai 12 ai 18 anni che hanno delle problematiche legate un po' così, come abbiamo visto anche in piazza, che sono un po' turbolenti, che chiaramente hanno degli aspetti di devianza, nella logica che noi pensiamo che qualsiasi persona possa essere recuperata all'interno della società. È un progetto che vede un patto forte tra la famiglia, il ragazzo, noi US2, quindi i nostri educatori e le forze dell'ordine. Avremo il centro di riferimento sarà il distretto di Treviso, dove avremo anche un numero dove le forze dell'ordine possono contattare per avere quindi direttamente la segnalazione, e poi ci sarà la presa in carico della famiglia del ragazzo, con l'aiuto ovviamente di tutte le istituzioni, perché si lavora insieme, da soli non si va da nessuna parte, insieme, come ha dimostrato oggi Sua Eccellenza il Prefetto, si può fare rete e si può lavorare veramente bene. La prospettiva futura è questa: se funziona, se c'è la possibilità veramente di fare un recupero, poi estenderemo il progetto dalla città di Treviso a tutta la provincia. Quando partirà? Partirà il 1° settembre, perché adesso dobbiamo organizzarci in relazione con le forze dell'ordine e con gli altri enti. Siete ottimisti per questa progettualità o siete un po' che andate avanti giorno per giorno? Io credo, noi siamo ottimisti perché crediamo che dentro ogni ragazzo ci sia il seme, ecco, del buono, nel senso che si tratta solo di coltivarlo e di aiutare a far crescere la parte buona rispetto così alla parte che poi è giovanile, un po' aggressiva. Ma noi siamo convinti che comunque si possano recuperare le persone fino alla fine, e anche se non riuscissimo a farlo con tutte, anche il 30%, il 20% che abbiamo recuperato, credo che sia un risultato più che soddisfacente. E che ruolo giocheranno le famiglie in questo La progetto? famiglia ha un ruolo importante, essendo minori chiaramente, e abbiamo bisogno dell'appoggio delle famiglie, è stato detto al tavolo più volte da tutti. Credo che questa sia la strada: prima coinvolgere la famiglia insieme al ragazzo e insieme fare un progetto educativo. Grazie.